Allora, riprendendo un po' il nostro discorso, stavamo valutando appunto i costi effettivi che una persona ha quando non è anziana, quindi non è più autosufficiente, e si vedeva per la casa di riposo ci sono 1500 a spanne, 1500 euro che deve dare la persona individualmente, il pensionato, più c'è la parte che dà la regione, che Sì, per il servizio sanitario, che sono altrettanto, sì, quindi sono cifre veramente altissime. E le persone che, e io guardo anche in proiezione futura, non hanno questo tipo di pensione, perché per carità ci sono i super pensionati, i pensionati fortunati, eccetera, poi un domani, via via che chi non trova lavoro non lo trova, non riesce a maturare i minimi, che in virtù della riforma Fornero, che se non la riprendono in mano dalla radice e la rivedono completamente, porterà dei disastri sociali inauditi per gli altri, non per chi l'ha fatta naturalmente, per tutta l'entourage che l'ha fatta sì. che non è neanche coinvolto naturalmente. E come faranno a sostenere questi carichi quando sempre meno la parte pubblica può farne il suo? Perché stiamo vedendo questo. E quando sempre meno c'è l'altra componente, il cittadino può permettersi anche un'assicurazione privata, perché dal momento in cui tu arrivi sino alla fine del mese, non ce n'è proprio per un'assicurazione di altro genere. Sì, è per questo che appunto nel 2009, però abbiamo iniziato già nel 2007-2008, dico abbiamo perché c'è stato un movimento che ha coinvolto il mondo del volontariato, il mondo dell'associazionismo, le organizzazioni sindacali, avevamo chiesto la costituzione di questo fondo, di questa legge, cioè attraverso questa legge la costituzione di questo fondo, perché inevitabilmente con queste prospettive poco rosee molte persone potrebbero essere escluse, diciamo, dai servizi, dalle prestazioni, perché non hanno le disponibilità. Anche se è vero, questo è giusto ricordarlo, che una persona indigente, se considerata, se valutata, se verificata persona indigente, ha il diritto di avere però attraverso il comune tutta una serie di prestazioni e anche, diciamo, di aiuti economici. Però non tutti hanno questa possibilità, questa opportunità, anche perché magari non tutti sono proprio indigenti al 100% o non hanno familiari, quindi sono casi molto rari, insomma. Ecco. Però il rischio che alcuni siano esclusi dalla rete, diciamo così, protettiva, ecco, dei servizi socio-assistenziali, è vero questo pericolo. Per quello che noi rivendichiamo anche noi il finanziamento di quel fondo, perché quel fondo permetterebbe appunto di superare quegli aspetti lì. Allora, anche qui bisogna ragionare di una tassa di scopo, che non significa aggiungere altre tasse, ma significa trasformare alcune tasse, alcune imposte, con finalità appunto di scopo, che sono le finalità del finanziamento del fondo. Per esempio, perché in Veneto si è cancellata l'addizionale IRPEF per i redditi medio-alti? Poteva rimanere. Se rimaneva, avevamo una disponibilità di almeno 120-130 milioni all'anno da poter utilizzare per il fondo. Ma questo è un esempio. Poi bisogna equilibrare meglio quel sistema che noi più volte sbanderiamo in questa regione e anche a livello nazionale, l'integrazione sociosanitaria. L'integrazione vuol dire che il soggetto viene preso in carico sia sulla parte sanitaria che sulla parte assistenziale. Però se al sanitario do quasi il 99% delle risorse e al sociale do l'1%, è chiaro che c'è uno squilibrio. Allora facciamo un po' di chiarezza. La nostra sanità veneta utilizza circa 8 miliardi e mezzo ogni anno. Il sociale prende dalla sanità 721 milioni. È uno squilibrio notevole. Ma perché ce n'è meno bisogno o perché ne Perché ha... bisogna razionalizzare bene la sanità. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna spendere meno soldi per gli ospedali, o meglio, qualificare e riqualificare gli ospedali di alta specializzazione, ampliare i servizi territoriali, come ovviamente le strutture distrettuali e gli H24, che sono quegli ambulatori aperti 24 ore al giorno Certo, per la presenza dei medici di medicina generale, i consultori, l'attività domiciliare. Se tu sposti, diciamo, quei servizi che oggi sono magari allocati dentro l'ospedale, li sposti sul territorio, c'è un notevole risparmio. Quei risparmi vanno finalizzati alla parte socio-assistenziale e di conseguenza, dal mio punto di vista, quei 2 miliardi che prima indicavano, nel giro di qualche anno
si possono benissimo trovare, senza difficoltà e senza aumentare la pressione fiscale nei confronti dei cittadini, però avendo attenzione che sarà bene che si riprende in mano questa proposta appunto di una tassazione di scopo, rivedendo alcune tasse che oggi ci sono, alcuni imposti che oggi ci sono e soprattutto con quel meccanismo previsto dalla Carta Costituzionale di progressività, cioè chi più ha, più deve dare, più deve contribuire per la solidarietà del sistema. Quindi noi auspichiamo, è vero che siamo a fine legislatura, quindi non faccio grandi illusioni, perché il prossimo anno in primavera si andrà a votare per il rinnovo del Consiglio e successivamente della Giunta regionale. Però, siccome che alle porte c'è la discussione sul bilancio di previsione 2015 e sulla finanziaria diciamo del prossimo biennio 2015-2016 della Regione, io credo che uno sforzo insomma, ecco, per avviare magari gradualmente il finanziamento di quella legge appunto approvata nel 2009, credo che se c'è la volontà, la buona volontà, si possa trovare appunto uno spazio di finanziamento adeguato per appunto evitare quei pericoli che prima lei diceva. Per quello che mi sono permesso anch'io in questi giorni di evidenziare positivamente lo sforzo che stanno facendo i 3 segretari, che hanno fatto e stanno facendo anche in questi giorni i 3 segretari generali dei sindacati e dei pensionati qui in Veneto, che hanno sollecitato anche loro la Regione affinché la Regione, intesa come Giunta e Consiglio, avvii questo finanziamento adeguato della legge appunto che aveva istituito il Fondo per l'autosufficienza e la disabilità. Io auspico che anche le associazioni che rappresentano soprattutto l'handicap alzino ancora la voce, l'hanno alzata nei mesi scorsi, è bene che anche in questa fase di fine legislatura alzino la voce. Questo assessore ha dichiarato che vuole aprire il confronto con il volontariato, ecco, tenga presente assessore che queste criticità, queste difficoltà molto spesso vengono scaricate sul volontariato, perché chiedono tutta una serie di prestazioni che non sono in grado più di garantirle le case di riposo, i comuni, le USL e di conseguenza bussano alla porta del volontariato. Però, come dicevo all'inizio, noi possiamo dare quello che siamo in grado di dare senza ovviamente pensare di poterci sostituire alle responsabilità, ai compiti e alle professionalità degli operatori. Assolutamente. Solo un cenno perché poi il tempo è volato. Le nuove povertà emergenti, vi risultano questi dati? Sì, purtroppo sì. Le nuove povertà molto spesso vengono individuate come le persone che provengono da altri paesi. Pensiamo agli immigrati, per capirci, ecco, che magari si focalizzano soprattutto lì perché lì c'è la disperazione, c'è la paura di persone che provengono da paesi che vogliono nel conflitto. Che hanno perso lavoro. Però, ecco, no, dicevo che soprattutto diciamo, c'è quella fotografia lì, che è una fotografia reale di persone disperate che provengono da mondi, diciamo, da paesi in cui c'è il conflitto armato e quindi c'è la disperazione. Però, fotografando la nostra realtà, ci sono appunto migliaia di persone che si trovano appunto dentro a questo tunnel della povertà. Povertà determinata dalla crisi, dalla perdita del posto di lavoro, dalle non certezze occupazionali per i giovani, e quindi le incertezze sono tutte qui di fronte a noi, pensiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, e soprattutto la perdita del potere d'acquisto delle pensioni e delle retribuzioni, che determinano ovviamente anche una riduzione degli acquisti. Alcune persone stanno rinunciando ad acquistare anche i generi di prima necessità, alcuni di prima necessità. Non è una banalità o una cosa limitata, circoscritta a qualche caso, che qualche persona non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena. Hanno difficoltà reali. Infatti se lei chiede a qualche rappresentante del mondo del commercio, gli può testimoniare che c'è una riduzione notevole, insomma abbastanza notevole, diciamo, dei consumi, di conseguenza degli acquisti, ma non di prodotti, diciamo, che possono benissimo attendere, certo, ma proprio a quelli di prima necessità. Pensiamo al pane, al latte, alla carne, alla verdura, alla frutta. Ecco, c'è una riduzione perché ovviamente non ce la fanno. Però quello che poi è preoccupante è che molte famiglie non sono in grado di sostenere i costi per lo studio dei propri figli o dei nipoti. Questo è un altro dramma, perché se noi riduciamo anche lì, è chiaro che abbiamo un paese che si impoverisce in cultura, in ricerca, in capacità anche di creare nuova classe dirigente, e di conseguenza è veramente una caduta, diciamo, di notevole preoccupazione anche per quanto riguarda appunto il nostro spessore, il nostro
essere in Europa e nel mondo un paese, diciamo, civile e altamente preparato ad affrontare appunto gli avvenimenti dei prossimi decenni. Anche perché poi c'è questo paradosso che molte volte i grandi i pensionati che hanno pensioni veramente elevate hanno attorno a sé degli entourage familiari fortunati, tra l'altro, no? In certi ambienti, mentre il pensionato normale o il piccolo pensionato deve sostenere oneri e carichi familiari di figli che hanno difficoltà, eccetera, e non è un grande pensionato, appunto. Quindi ci sono queste sperequazioni che diventano sempre più forti, per cui sono emergenze veramente importanti che si stanno evidenziando in modo eclatante, per non parlare delle segnalazioni, ne parleremo proprio in questa trasmissione, dei pensionati della libera che vengono dal mondo degli artigiani, Sì. per fare un esempio, del piccolo commercio, quelli che hanno una bottega, che hanno delle pensioni ridicole, parliamo di cifre che non sono neanche degne cioè meno della minima, insomma, e hanno versato pure dei contributi in epoche diverse, per carità, però non riescono più a vivere. Sì, E allora anche queste sono situazioni... sarebbe da farsi proprio una puntata sopra su quegli aspetti lì, Me perché la dedicheremo ci sono perché delle responsabilità anche personali. Ecco, qui bisogna appunto Sì, andare a vedere. perché quando si è giovani, mettiamo così, È sia meglio che... un fattore educativo che di maturazione, Sì, quando si è certo. giovani, sia che uno abbia lavorato nel mondo dipendente o nel mondo autonomo del lavoro, molto spesso non si pensava o non si pensa diciamo, ad accantonare, diciamo, quelle quantità sufficienti per avere una giusta capitalizzazione di quelle risorse per avere un'adeguata pensione. Poi oltretutto dal 2012 c'è il sistema che passa da retributivo a contributivo, lei capisce che le pensioni rispetto al sistema retributivo minimo perdono dal 30 al 40% rispetto a chi aveva il sistema, certo, diciamo, retributivo. Però al di là di questo è vero, ci sono situazioni veramente drammatiche che noi come volontariato registriamo, perché per esempio ci chiedono anche generi alimentari, quindi la povertà è lì, ma se dovessimo spostarci un attimo da qui e andare magari verso le cucine popolari, non è che le nostre cucine popolari diano il pasto soltanto a chi proviene da altri mondi o da altri paesi, ma lo danno anche a chi lavora ancora adesso, ma che è un lavoro precario, perché ci sono anche parecchi lavoratori che vanno lì, che magari con 5-6 euro consumano un pasto, altrimenti avrebbero costi maggiori se dovessero andare, non so... Oppure le classiche casi di separazione familiare, divorzi, che hanno queste difficoltà, quindi anche altre situazioni. sono mai registrati questo aspetto qui. Quindi le povertà si stanno ovviamente ampliando. Allora per questo che sinceramente anche noi del volontariato diciamo, ma perché litigate su questa riforma del mercato del lavoro, su questa vicenda dell'articolo 18, su tutte queste vicende che sono pure importanti, no? Che non so se effettivamente risolti quei problemi, effettivamente la soluzione possa determinare un ampliamento dei livelli occupazionali, l'ampliamento del potere d'acquisto delle retribuzioni e quant'altro, non lo so. Però prendiamo in considerazione contestualmente, contemporaneamente anche questi disagi, questi disagi sociali, perché vedere come risolvere, insomma, che è possibile e perché non affrontiamo anche questa sacca notevole di evasione fiscale che c'è. E questo aprirebbe un altro capitolo. Sì, perché poi si parla sempre dove sono le risorse. Beh, insomma, un po' di trasparenza si va fatta e poi intervenire maggiormente sulla trasparenza dei lavori pubblici, significa gli appalti, perché lo scandalo Mose, lo scandalo dell'Expo. No, ma lì parliamo di corruzione. Nel senso che in questo paese, secondo me, non mancano le risorse, ci sono, è che sono tutte quante nascoste. Bene anche. Allora, dobbiamo chiudere assolutamente, fuori tempo massimo, grazie a Franco Piacentini, Presidente dell'Auser, grazie a voi di averci seguito, appuntamento con noi a domani, grazie.